Blitz dei giovani del collettivo ZTL durante il Consiglio Comunale di Treviso, in corso per discutere il futuro PAT della città. Seduti tra il pubblico, i manifestanti hanno improvvisamente dato il via alla protesta, esponendo uno striscione con su scritto «Più cultura, meno cemento». Veemente la reazione del presidente del Consiglio Comunale, Renato Salvadori, che si è alzato dal suo scranno per andare personalmente a mettere fine al blitz. I membri del collettivo, ripiegato lo striscione, sono stati poi messi alla porta da alcuni tra poliziotti, carabinieri, agenti di polizia locale e personale della Digos che erano presenti sul posto. L'azione del collettivo trova il sostegno della consigliera del PD, Antonella Tocchetto, che ha affermato: tutti abbiamo diritto a degli spazi pubblici, ma loro non sono mai stati ascoltati da questa amministrazione. I manifestanti si sono poi allontanati. Queste le parole di uno del collettivo ZTL, Nicola Vendraminetto. E pensavamo fosse giusto in un momento come questo venire insomma a cantargli di santa ragione, perché appunto crediamo che la democrazia si fa qui dentro ma si fa anche negli spazi sociali, e chiudere gli spazi sociali è comunque un atto antidemocratico, è un atto che va contro i giovani, contro la città di Treviso, e siamo voluti venire qua appunto per dirgli questo e per dire anche che non accettiamo che la nostra città sia data in mano ancora una volta ai pescecani che pensano solo a spartirsi fette di territorio e a fare i propri interessi a scapito poi della collettività.